Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, festa del battesimo di Gesù, il Vangelo ci presenta la scena avvenuta presso il fiume Giordano, in mezzo alla folla penitente che avanza verso Giovanni il Battista per ricevere il battesimo. C'è anche Gesù. Faceva la coda. Giovanni vorrebbe impedirglielo dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te. Il Battista infatti è consapevole della grande distanza che c'è tra lui e Gesù. Ma Gesù è venuto proprio per colmare la distanza tra l'uomo e Dio. Se egli è tutto dalla parte di Dio, è anche tutto dalla parte dell'uomo e riunisce ciò che era diviso. Per questo chiede a Giovanni di battezzarlo, perché si adempia ogni giustizia, cioè si realizzi il disegno del Padre, che passa attraverso la via dell'obbedienza e della solidarietà con l'uomo fragile e peccatore, la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli, perché Dio è tanto vicino a noi, tanto. Nel momento in cui Gesù, battezzato da Giovanni, esce dalle acque del fiume Giordano, la voce di Dio Padre si fa sentire dall'alto. Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. E nello stesso tempo lo Spirito Santo in forma di colomba si posa su Gesù, che dà pubblicamente avvio alla sua missione di salvezza, missione caratterizzata da uno stile, lo stile del servo umile e mite, munito solo dalla forza della verità, come aveva profetizzato Isaia: non griderà né alzerà il tono, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stopino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Servo umile e mite. Ecco lo stile di Gesù e anche lo stile missionario dei discepoli di Cristo: annunciare il Vangelo con mitezza e fermezza, senza gridare, senza sgridare qualcuno, ma con mitezza e fermezza, senza arroganza o imposizioni. La vera missione non è mai proselitismo, ma attrazione a Cristo. Ma come? Come si fa questa attrazione a Cristo? Con la propria nostra testimonianza, a partire dalla forte unione con Lui nella preghiera, nell'adorazione e nella carità concreta che è servizio a Gesù, presente nel più piccolo dei fratelli. Ad imitazione di Gesù, pastore buono e misericordioso, e animati dalla sua grazia, siamo chiamati a fare della nostra vita una testimonianza gioiosa che illumina il cammino che porta speranza e amore. Questa festa ci fa riscoprire il dono e la bellezza di essere un popolo di battezzati, cioè di peccatori. Tutti ne siamo, di peccatori salvati dalla grazia di Cristo, inseriti realmente per opera dello Spirito Santo nella relazione filiale di Gesù con il Padre, accolti nel seno della Madre Chiesa, resi capaci di una fraternità che non conosce confine e barriere.
la Vergine Maria aiuti tutti noi cristiani a conservare una coscienza sempre viva e riconoscente del nostro battesimo e a percorrere con fedeltà il cammino inaugurato di questo sacramento della nostra rinascita. E sempre umiltà, mitezza e fermezza. Cari fratelli e sorelle, nel contesto della festa del battesimo del Signore, stamattina ho battezzato un bel gruppo di neonati, 28. Preghiamo per loro e per le loro famiglie. Anche ieri pomeriggio ho battezzato un giovane catecumeno e vorrei estendere la mia preghiera a tutti i genitori che in questo periodo si stanno preparando al battesimo di un loro figlio o lo hanno appena celebrato. Invoco lo Spirito Santo su di loro e sui bambini, perché questo sacramento così semplice e nello stesso tempo così importante sia vissuto con fede e con gioia. Vorrei inoltre invitare ad unirsi alla rete mondiale di preghiera del Papa, che diffonde anche attraverso le reti sociali le intenzioni di preghiera che propongo ogni mese a tutta la Chiesa. Così si porta avanti l'apostolato della preghiera e si fa crescere la comunione. In questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpiti dal freddo e tante volte dell'indifferenza. Purtroppo alcuni non ce l'hanno fatta. Preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare. Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini italiani e di vari paesi, in particolare il gruppo di giovani di Cagliari, che incoraggio a proseguire il cammino iniziato col sacramento della confermazione. E li ringrazio perché mi offrono l'occasione di sottolineare che la confermazione o cresima non è solo un punto di arrivo, come alcuni dicono, il sacramento dell'addio. No. È soprattutto un punto di partenza nella vita cristiana. Avanti con la gioia del Vangelo. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.